Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview alla vigilia, anzi all'antivigilia di un altro big match per il Catania contro il Benevento dopo il 2-0 con la Salernitana e dopo una settimana importante per quanto riguarda ad esempio Torre del Grifo. Sapete tutti le vicende legate al centro sportivo, ma ci torneremo nella nostra trasmissione, anche gli impegni di Trapani e Siracusa, ma anche una parentesi alla fine dedicata alla Champions League in cui esordiscono sia l'Orizzonte Catania, pallanuoto femminile, che la Meta Catania per quanto riguarda il futsal. Sempre piena la nostra trasmissione, i miei ospiti alla mia sinistra, il nostro Fabio Timoniere. Ciao Fabio. Ciao Carlo, grazie per l'invito. Presidente della All Stars Sicilia, e poi invece il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E di là dall'altra parte, mi ripeto nuovamente, la nostra splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi, la linea WhatsApp è già attiva, quindi io aspetto i vostri messaggi al 342 77 12 855. Ed io torno subito da te Anna, perché come detto abbiamo una puntata particolarmente ricca e dunque andiamo subito a fare il punto della situazione in questa 11ª giornata del campionato di Serie C e poi entriamo nel vivo della discussione. A te Anna. L'11ª giornata di campionato inizia questa sera alle 20:30 con Foggia Altamura. Domani alle 14:30 Atalanta Picerno e Cavese Crotone, alle 17:30 Siracusa Casarano. Domenica 26 ottobre alle 12:30 Trapani Cerignola, alle 14:30 Catania Benevento, Cosenza Potenza, alle 17:30 Monopoli Giuliano e Sorrento Latina. Domenica 26 ottobre alle 20:30 Salernitana Casertana. Passiamo alla classifica. In testa con 22 punti Benevento e Salernitana, segue subito il Catania con 21 punti, Casarano 18, Crotone, Casertana 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13, Latina 12, Atalanta, Sorrento e Altamura 11, Cerignola e Foggia 10, Giuliano Picerno 9, Trapani Cavese 8 e chiude la classifica il Siracusa con 3 punti. Ne parleremo ovviamente anche del Siracusa della nostra trasmissione. Intanto vado da Fabio perché tu hai visto la partita con la Salernitana. È un Catania che ha fatto sicuramente un secondo tempo, questo è un mio giudizio, perfetto, comunque tutta la partita di grandissimo livello. Sì Marco, ho visto la partita, sono stato allo stadio e ti posso dire con molto piacere che ho visto una squadra in forte crescita, soprattutto nelle ultime gare. A parte lo stop diciamo in casa quando fu col Sorrento, è stata una partita un pochettino così sottotono, per il resto ho sempre visto un Catania in grande crescita. Mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale della squadra che ha iniziato studiando quello che era l'avversario e in quel momento era la prima in classifica, quindi la Salernitana, che si presentava al Cibali comunque con una formazione di tutto rispetto. Il Catania è stato lì inizialmente a studiare quello che erano le mosse tattiche dell'allenatore avversario. Devo dire che nel momento propizio, grazie a quella punizione magistrale di Cicirelli, ha sbloccato il risultato. Poi lì c'è stata tutta un'altra partita e come dicevi te nel secondo tempo il Catania è uscito fuori. Tutto perfetto nel secondo tempo del Catania, chiaramente quella col Benevento è una partita diversa, ma è un altro big match. Ci aspettiamo fra parentesi di nuovo il pubblico delle grandissime occasioni, l'ha detto anche Toscano, quanto il pubblico abbia inciso nella partita con la Salernitana. A proposito invece della preparazione della squadra, Fabio, proprio ieri è arrivata la notizia che diciamo nella prima parte dell'iter per l'aggiudicazione di Torre del Grifo il Catania ha avuto la meglio. È una notizia importante per la società del Catania, che è la società che ha la squadra di calcio qui a Catania. Sì Marco, hai detto bene, importante per la società. Ai fini del campo credo che sia questa una cosa secondaria, perché comunque il giocatore che scende la domenica in campo non sta lì a pensare quello che è il centro sportivo, però è un passo molto importante che il Catania si sia aggiudicata quest'asta. È importantissimo perché comunque una società, una squadra come il Catania non può allenarsi sicuramente al Cibalino, dove le misure sono completamente diverse da quelle che poi sono la domenica in campo.
per cui è un grande passo importantissimo per la società e di conseguenza anche per i giocatori. Ricordiamo anche, mentre scorrono le immagini appunto di Torre del Grifo dall'alto, che per l'assegnazione definitiva del bene si dovrà attendere il 30 di ottobre, termine entro il quale sarà possibile formulare una nuova offerta che deve essere però del 10% in più rispetto al prezzo di aggiudicazione finale, in questo momento ricordiamo di 5.500.000 euro, dunque deve superare i 6 milioni e non può essere l'Aurora, la società Aurora a eventualmente presentare una nuova offerta. Dal 30 ottobre in poi, se sarà aggiudicato definitivamente al Catania, quei campi che avevate visto, quelli in erba, saranno i primi ad essere toccati dalla società rossazzurra per portare la prima squadra ad allenarsi proprio a Torre del Grifo e partire da lì con una struttura che appunto è sempre stata nella storia del Catania, per poi capire quali saranno i passaggi successivi. Ne abbiamo parlato anche in una conferenza stampa importante con Zarbano, per magari arrivare poi a ripristinare l'intera struttura, ma intanto adesso è importante andare lì ad allenarsi. Chi si è allenato bene sicuramente, caro Ermanno, è stato Cicerelli, no? Che è stato protagonista assoluto, sembrava addirittura, non dico in dubbio perché noi l'avevamo detto venerdì che avrebbe potuto probabilmente giocare, ma è un giocatore che ha fatto veramente, a parte quel tiro meraviglioso. Ha fatto una grande gara, finalmente Cicerelli sta raggiungendo di nuovo i livelli, diciamo, che gli competono, i livelli che ha fatto vedere anche lo scorso anno a Terni e che ha convinto in qualche modo Toscano poi a richiamarlo e a volerlo quest'anno con lui. Ha preso un numero importante, un numero pesante che è la 10, che sicuramente rappresenta quello che è il giocatore chiave, soprattutto in quello che può essere la manovra offensiva del Catania. Il Catania si basa molto su quelle che sono l'estro, la fantasia, le giocate di questo giocatore, e poi Marco, quando un giocatore del genere fa una giocata del genere, un tiro così lo mette sotto l'incrocio davanti a 19.000 persone, sicuramente devi avere una freddezza, un cinismo e devi essere un giocatore di grandissima caratura per fare certe cose. Fabio, tu eri lì, una punizione di quel tipo in Serie C? In Serie C non si vedono. Esatto. Non si vedono. Devo dire che anche adesso, in questo momento, neanche in categorie più alte, per cui da questo dice molto sul giocatore, che Cicerelli è un giocatore sicuramente che ha gamba, tecnicamente fortissimo, come diceva Ermanno. L'allenatore l'ha voluto fortemente perché comunque ha dimostrato l'anno scorso di aver raggiunto quella crescita importante per venire a giocare a Cibali, perché dico sempre che per giocare a Cibali ci vogliono determinati attributi, altrimenti non puoi dimostrare. La storia degli ultimi anni del Catania sicuramente lo dimostra. Vado da Anna per avere invece la scheda proprio di Emanuele Cicerelli dopo il magnifico gol che abbiamo visto domenica scorsa. Come ha detto Ermanno, il Catania ha proprio ritrovato il suo numero 10. Emanuele Cicerelli, nato a San Giovanni in Rotondo, è diventato in breve il faro tecnico dei rossoazzurri. In certe giocate ricorda proprio Giuseppe Mascara, l'uomo che ha reso leggendario quel numero sulle spalle. Cresciuto tra Foggia e Barletta, in Serie B ha collezionato 142 presenze, 7 gol e 9 assist tra Salernitana, Reggina e Frosinone. In Serie C invece ha inciso con 36 reti, 22 assist e 224 partite. Lo scorso anno con la Ternana ha vissuto la stagione della consacrazione, 43 presenze, 19 gol e 10 assist, diventando capocannoniere del Girone B. Al Catania, dove è legato con un contratto fino al 2027, Cicerelli è un'ala sinistra, ma anche trequartista, seconda punta o falso 9. Ovunque giochi, il suo sinistro comunque illumina il campo. Insomma, è un giocatore che ha fatto certamente della qualità, della capacità di esprimersi a certi livelli il suo forte, e lo sta facendo anche a Catania. Siccome oggi dobbiamo andare veramente di corsa, un po' come è andato Cicerelli e tutta la squadra della partita con la Salernitana, torno da Ermanno perché incominciamo a dare uno sguardo a quella che può essere la partita con il Benevento, incrociando diciamo, le situazioni tattiche e partendo dalla fase di non possesso del Benevento.
quando si creano delle difficoltà, dei rischi soprattutto per la squadra di Auteri? Parlare di ovviamente difficoltà per la squadra di Auteri, soprattutto in fase difensiva, è un po' complesso. Lo è stato complesso per me studiarla questa settimana, però sicuramente Auteri ha principi sia di possesso che di non possesso che portano la maggior parte dei 10 giocatori di movimento nella metà campo avversaria. Lo vedremo anche nella fase di pressione e di pressing alto. Questo ovviamente comporta la squadra avversaria nelle situazioni di transizione veloce a giocarsi poi degli 1 contro 1, come vediamo proprio da questa grafica. Vedi Marco, difendono, diciamo, la profondità viene difesa solamente dai 3 difensori centrali, e qui ovviamente si vanno a sviluppare dei duelli veri e propri di 1 contro 1 e c'è quella che è la possibilità dell'ingresso in area per l'attaccante avversario. Altra situazione anche qui nel secondo tempo, dove si viene a creare grosso spazio in una transizione negativa per il Benevento, e si genera poi un 1 contro 1 che viene ben gestito, perché comunque lavorano tantissimo soprattutto con gli interni di centrocampo, e da lì poi limitano solamente il tiro da fuori, in questo caso era il Trapani. Però vedi, la giocata soprattutto nella prima era una giocata veloce, una giocata al portiere con rinvio lungo, cosa che abbiamo visto per esempio che ha fatto il Catania contro la Salernitana, perché la Salernitana anche portava tanti uomini nella metà campo del Catania, e quindi il Catania non ha sviluppato tanto dal basso, ma ha ricercato molto quella giocata veloce. Lo vediamo esatto Marco, che proprio dimostra anche quello che stai dicendo. In un modo simile è nato anche il gol del 2-0 dei rossazzurri. Esattamente, qui c'è sempre una giocata lunga dove i 3 attaccanti lavorano vicini, poi bravissimo Lunetta a fare questo scarico fuori linea, attaccare lo spazio, bravo Forte a comprendere il movimento del compagno. Ormai i due si intendono a meraviglia e sono bravi a attaccare la profondità, ed è quello che devono cercare di fare anche domenica, sempre al Massimino. Qua poi l'azione continua. Forte in quella cattiveria, quella garra prova a disturbare la difesa salernitana, e poi abbiamo quest'altra situazione di palla lunga dove i 3 attaccanti del Catania lavorano tutti molto vicini, poi c'è la spizzata e l'attacco della profondità. Qui è bravo Lunetta, che lo conosciamo per la sua capacità di attacco aereo. Golemic qua non perfetto, bravissimo però Forte, però bravissimo Forte a leggere questa situazione in anticipo. Qua la capacità di adattamento e di anticipazione motoria sono alla base di un giocatore professionistico come lui, ed è bravo poi a realizzare la rete del 2-0. Torno da te, Ermanno, fra poco. Fabio, un tema, questo può essere un tema della partita di domani, considerando che appunto, poi lo vedremo anche, il Benevento è una squadra che pressa molto alto. Assolutamente sì, condivido tutto quello. La disamina di Ermanno è perfetta, è stata perfetta perché conosco benissimo l'allenatore Auteri, e ti posso dire che abbiamo di fronte uno dei migliori allenatori della categoria degli ultimi 20 anni, minimo. Un allenatore che ha sempre fatto quasi questo modulo, il 3-4-3, perché lui predilige un gioco molto dinamico, soprattutto sulle fasce, quindi i giocatori di movimento a lui piacciono tantissimo. Non ho mai visto, ad essere sincero... Ti interrompo, vi do un dato. I 3 giocatori d'attacco del Benevento hanno segnato 16 dei 19 gol del Benevento segnati fino ad ora, e in una speciale classifica di quanto incidono gli attaccanti sono a livello delle principali squadre d'Europa. Per dare un'idea. Abbiamo Salvemini che è il capocannoniere del campionato con 8 gol, poi c'è Manconi se non erro assolutamente, però diciamo che il gioco che predilige Auteri, dicevo, è un gioco dinamico soprattutto sulle fasce, quindi gioca molto con gli esterni, tant'è vero che questo 3-4-3 si trasforma poi in fase difensiva un non 5-3-2, ma lui lavora molto con i 2 braccetti. Per cui tant'è vero che anche Pierozzi fino adesso, che è un esterno di difesa, ha fatto 3 gol, credo. È vero. Per cui perfetta l'esamina di Ermanno. Io invece vado dall'altra parte dello studio dove c'è un'altra situazione sicuramente perfetta, perché Anna ci legge i primi messaggi che arrivano da casa. Ho le prime considerazioni, le prime domande. Buongiorno, attenzione al Benevento. Secondo me sarà più complicata di quella con la Salernitana, pressano altissimi e giocano meglio sugli esterni. Adesso abbiamo alternative ovunque, in quasi tutti i ruoli. Cosa ne pensa l'opinionista e studio? Allora, domanda scontata e risposta scontata. Squadra che vince non si cambia?
A voi. Guarda che vince non si cambia, ve lo diciamo alla fine della trasmissione, e invece sì, almeno magari restate qui con noi. Alternative, Fabio, sì, tante, no? Adesso Giusto. c'è un ruolo secondo te in cui, o una zona del campo dove le alternative sono un po' di meno, secondo te? Devo essere sincero, no, quest'anno assolutamente dico no, perché ho vissuto le ultime 2 stagioni. L'anno scorso a fine campionato sono stato, mi davano del matto, ecco, per dirla pulita, perché dissi che per me Toscano ha fatto un miracolo l'anno scorso, perché giocare quasi tutto l'anno con 7-8 infortunati a settimana non è facile. Girarsi durante a partita in corso, girarsi verso la panchina e comunque non avere i cambi giusti. Con tutto rispetto, c'erano dei ragazzini della primavera che comunque chi è entrato ha fatto anche bene. Adesso invece, ma anche Adesso durante, invece anche quando, durante gli allenamenti cambia anche tutto. quando ti giri verso la panchina e comunque c'hai gente di giocatori di qualità e anche di quantità, perché non dimentichiamo che in panchina nelle ultime gare c'è un signor Aloy che per me è uno dei centrocampisti più forti che c'ha il Catania, per cui poi è anche vero che nella scorsa stagione allenare la squadra non era semplicissimo, perché non poter provare le dinamiche che poi devi riportare in campo la domenica non era semplice. Quest'anno lo puoi fare, per cui dico che quest'anno c'è una rosa di alta qualità. Ritorniamo, Ermanno, a parlare del Benevento per chiudere questa prima parte della nostra preview, andando alle transizioni positive, per cui andiamo l'attacco alla profondità del Benevento. Sì, quella che viene chiamata, diciamo, la ripartenza, no? Soprattutto nelle situazioni, diciamo, che quello che fa male o può far male alla difesa di Auteri viene riproposta in fase offensiva. Sì, perché quando vediamo qui con Latina, per esempio, tanti uomini a difesa degli ultimi 35 metri, il Benevento riconquista palla e mette questa palla sopra per Salvemini, che è bravo anche qui a fare quel lavoro sporco, attaccare la profondità, attaccare lo spazio, un po' meno bravo qui nella conclusione, però è una situazione che viene riproposta. Anche qui è un'altra situazione che esalta ancora di più quelle che sono le qualità non tanto di Salvemini nell'attacco della profondità, quanto di Lamesta, che è un grande giocatore, che ha un passo secondo me differente rispetto a tutti gli altri 2 componenti, quindi dell'attacco del Benevento, e qui è molto bravo a giocarsi il 2 contro 1, forse poteva aspettare l'arrivo di Manconi, però un po' di egoismo lo porta a calciare. È un giocatore che gioca a destra, però è un mancino naturale, è uno che gli piace molto puntare, gli piace giocare nel breve. Invertito, no, sì, ed è anche lui un giocatore che sa attaccare bene lo spazio, a differenza di Manconi, un giocatore che troveremo più largo, che vuole palla come Cicerelli, diciamo, però nell'altra zona riceve molto largo per poi entrare dentro. Manconi invece è un giocatore differente, che è più una seconda punta e viene più dentro il campo, lasciando spazio per quello che sta succedendo al Catania con Lunetta, che spesso e volentieri va ad affiancare forte lì davanti, lasciando a Cicerelli l'esterno di sinistra. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ci collegheremo anche con un giornalista da Benevento per sapere anche le ultime della squadra di Auteria. Fra poco. Ben ritrovati, seconda parte di preview in vista dell'altro big match che attende il Catania con il Benevento dopo la vittoria con la Salernitana. Vado subito da Anna perché ci sono altri messaggi dei nostri telespettatori. Una domanda per Ermanno, ma l'intelligenza artificiale è messicana? Questo ve lo diremo dopo. Oppure ve lo dirà direttamente Ermanno, non lo so. Una domanda per Marco Ermanno. Secondo voi sugli esterni, dove a mio avviso abbiamo vinto la partita di domenica, col Benevento soffriremo di più? Ciao a tutti in studio. Marco, la formazione perché non la dai subito? Sono contento per Torre del Grifo, è giusto che sia della squadra di calcio Catania. È la squadra di calcio di Catania. Catania. La squadra di calcio di Catania, la formazione ve l'ho detto, aspettate ancora, no? Oggi anche di meno, fino a tipo le 15:40, pressappoco 15:35. Invece Ermanno, sugli esterni? Sul discorso degli esterni, secondo me sì, secondo me il Catania
questa volta soffrirà qualcosina in più, soprattutto perché Pierozzi è un esterno che, lo vedremo successivamente, sa entrare molto dentro area, si cercano tanto quarto con quarto, sono degli esterni differenti, perché Pierozzi è uno che entra di più, Ceresoli è un braccetto adattato come quarto a sinistra, però è un giocatore molto intelligente, molto tattico. Con le catene laterali. Giocano tantissimo, l'aveva detto prima anche Fabio, lavorano tantissimo col braccetto che entra dentro, spinge dentro il campo, o comunque con Manconi o la Mesta che lavorano di catena, quindi Auteri fa di quello il suo calcio, quindi sicuramente lavoreranno tanto in catena. Il Catania secondo me lascerà un po' il gioco al Benevento, soprattutto nelle zone laterali, per rischiare quanto meno possibile nella zona centrale, un po' come ha fatto anche contro la Salernitana. L'intelligenza artificiale non lo sappiamo se è messicana, ormai è una storia lunga, Fabio, poi ti racconteremo, oggi non abbiamo il tempo, ma comunque diciamo che Ermanno gli danno dello spagnolo messicano, non so per quale motivo. Comunque io torno invece da Ermanno proprio per parlare nuovamente di Benevento e Catania. Anche in questo caso abbiamo messo insieme due connotazioni tattiche delle due squadre, da una parte il pressing alto del Benevento e dall'altra la reaggressione del Catania. Sì, in realtà qua vediamo delle piccole differenze tra Benevento e Catania, però se già partiamo con le immagini, vediamo il Benevento che viene forte in pressione, perché Auteri vuole il dominio e il controllo della palla in qualsiasi fase. Qui vediamo esatto questa pressione altissima, riconquistano palla in zona centrale, poi non riescono a trovare un'imbucata, l'imbucata diciamo la trova da sola il giocatore che dovrebbe essere Maita, che prova a calciare e trova la porta. Altra situazione qua con l'Altamura che diciamo Denis Mangia, l'allenatore dell'Altamura, gli piace molto la costruzione dal basso. Qui loro vengono altissimi, addirittura sono 4 i giocatori dentro area avversaria in una fase di costruzione iniziale, e poi vediamo da qui la riconquista e il gol di Manconi. Quindi il Benevento che viene altissimo, te l'avevo già anticipato, cerca e blocca completamente quelli che sono i riferimenti nella zona dove si trova il pallone, e sono bravi poi a ripartire dopo recuperata palla. Il Catania che invece, se parte la clip successiva, non attua una pressione altissima, soprattutto nella prima zona del campo. Qui vediamo però delle situazioni dove il Catania parte con palla, quindi qua ricercano quella che è una triangolazione che ormai sta diventando una costante, ovvero con Lunetta che fa questo velo, la mezzaluna per attaccare lo scarico. Forte qui decide di fare una giocata singola, però la cosa su cui mi voglio soffermare è proprio la riaggressione del Catania. Il Catania non attacca alto l'avversario, ma se ha il pallone e se lo perde in quella zona che è la zona 3, va forte in pressione e cerca di limitare con tanti uomini quella che è lo sviluppo, comunque il riappropriamento del gioco dell'avversario. Lo fa ancora meglio in questa fase, dove vedi il Catania attende, non è altissimo, si trova più che altro concentrato nel blocco medio, e poi qui fa sbagliare l'avversario. Riparte bene il Catania con tutti e tre i suoi attaccanti, poi Cicerelli anticipa un po' quello che farà vedere successivamente. Resta poco dalla stessa mattonella, Fabio. Sì, il Catania diciamo che rispetto al gioco del Benevento, il Catania ha un gioco più di attesa, ecco, mentre il Benevento è più propenso, diciamo, ad andare avanti, attaccare alto. Diciamo che è una delle prerogative di mister Auteri, per cui non lo scopro di certo io, ma sono i numeri che parlano per lui. Il Catania, devo dire che in queste fasi qua un lavoro importantissimo, e ci tengo a sottolinearlo, è quello che fa Lunetta, che è un centrocampista, ma si è scoperto dall'anno scorso adesso attaccante, per cui penso che il posto lì non glielo toglierà più nessuno, almeno fino a quando, gli auguro, tutta la stagione farà bene. Quello che vediamo è un gol di pregevole fattura di Forte. Non era semplice fare questo gol, perché in questo momento dove vediamo che stoppa la palla con la punta, è una cosa che soltanto attaccanti di qualità riescono a fare, per cui per quanto riguarda il gioco penso che l'atteggiamento giusto del Catania sia quello di tenere sempre i ritmi alti, perché il Catania è la classica squadra che se non alza
se non fa intensità va in difficoltà con qualsiasi squadra, a maggior ragione con una squadra come il Benevento di Gaetano Auteri. Fabio, l'abbiamo visto per esempio a Giuliano nella prima parte del secondo tempo, si è visto a Monopoli sempre nella prima parte del secondo tempo, quindi la considerazione iniziale tua di un secondo tempo perfetto secondo me si abbina proprio, si sposa perfettamente a quello che è l'idea tua, no? Il Catania di solito il secondo tempo abbassa un po' l'intensità, quando abbassa l'intensità scopre gli spazi e rischia, invece contro la Salernitana dal punto di vista mentale, di approccio sono stati è una di quelle squadre che ha bisogno di tenere sempre alta l'intensità del gioco. Domenica al Cibali si presenterà la prima in classifica e che secondo me è una delle squadre più forti del campionato. Andiamo a sentire proprio come sta questa prima in classifica, lo faccio con il collega Massimiliano Mogavero di calciobenevento.it. Massimiliano, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? E che aria si respira a Benevento, soprattutto in seno alla squadra? Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Diciamo che l'aria che si respira in questo esatto momento non è proprio positivo perché c'è stata appena una scossa di terremoto nel Sannio, quindi ci ha un po' tenuto tutti sul chi va là, però a parte questo che è stato un episodio, la squadra è in fiducia, è in crescita, è consapevole di andare a Catania per giocarsi questa partita dal fascino antico, insomma, diciamo così. Sarà una partita, secondo me, sentivo le discussioni di prima, insomma, sono d'accordo su quello che avete detto. Mi aspetto una partita giocata su ritmi molto alti tra due squadre che fanno dell'intensità una dei propri punti di forza. Il Benevento, come giustamente si diceva, è una squadra che ama la riaggressione alta per conquistare palla quando più possibile vicino alla porta avversaria. È una strategia simile a quella del Catania, quindi da questo punto di vista mi aspetto una partita giocata su ritmi elevati tra due squadre che tra l'altro hanno anche qualità, forse sono quelle che per organico ritengo le più complete della categoria, anche più complete della Salernitana. Diciamo che sarà una giornata tutta da vivere anche sugli spalti, visti i numeri, l'andamento della prevendita. Dacci qualche indicazione invece sulle possibili scelte di Auteri, se dobbiamo aspettarci una formazione simile a quella che abbiamo visto nelle ultime partite, soprattutto l'ultima con la vittoria col Potenza. Sì, diciamo che è molto probabile che Auteri possa scegliere la strada della continuità rispetto alla partita con il Potenza e anche quella precedente contro il team Altamura, sebbene nel corso della settimana, come del resto è consuetudine dell'allenatore siciliano, abbia mischiato le carte, cercato di valutare anche soluzioni alternative a quello che è una certezza consolidata di questa prima parte di stagione, vale a dire il 3-4-3, che è proprio un marchio di fabbrica di Auteri. Sono state provate altre soluzioni, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, però ritengo che almeno dall'inizio il Benevento possa partire ancora con il 3-4-3 e che eventualmente altri tipi di schieramenti potrebbero essere utilizzati a gara in corso. Non dovrebbero esserci grosse novità, come dicevo, i disponibili sono gli stessi delle ultime due partite, gli assenti saranno solo i lungogenenti Simonetti e Nardi, entrambi out per infortunio. Per il resto Auteri avrà l'imbarazzo della scelta, anche in attacco, anzi specialmente in attacco, dove probabilmente, come già accaduto nelle ultime partite, resteranno in panchina Mignani e Tominello, che sono giocatori di grande spessore per la categoria e che potrebbero tornare utili eventualmente a gare in corso. Quindi nel 3-4-3, provando ad abbozzare una possibile formazione, tra i pali confermato Vannucchi, i tre difensori dovrebbero essere Scognamillo e Borghini in posizione di braccetto, Saio sarà il centrale, sugli esterni invece giocheranno Pierozzi a destra e Ceresoli a sinistra, in mezzo al campo Prisco e Maita e davanti il tridente composto da Lamesta, Manconi e Salvemini come riferimento avanzato. Eccola qua la formazione come l'hai citata tu, che poi riproporremo nella parte finale della nostra trasmissione con il tridente, l'abbiamo detto, 16 gol sui 19 totali del Benevento. Massimiliano, grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon proseguimento. E allora io ritorno alla nostra Anna per altri messaggi.
Domanda da Vincent. Avete notato che da quando è tornato Donnarumma il Catania costruisce di più nelle corsie esterne? Speriamo bene per domenica. Buon pomeriggio, domenica prevede una partita più difficile. Sto vedendo Forte in crescita, però Cicerelli sarà nuovamente l'uomo partita? Auteri è di gran lunga il miglior allenatore d'Europa. Nella partita contro la Salernitana, secondo voi il tecnico toscano non ha esaurito i cambi troppo presto? Allora, su Donnarumma, vabbè, l'abbiamo detto tante volte, no? È un giocatore che chiaramente ora sta anche meglio, perché per circa un mesetto, l'ha detto anche Toscano in alcune interviste post gara, l'ha dovuto un po' centellinare sotto certi punti di vista, adesso sta sicuramente meglio e si vede Auteri uno dei migliori, non so se d'Europa, Fabio forse un po' troppo, però dico sicuramente... In Italia c'è una buona percentuale, però diciamo, in Italia la percentuale è alta. È molto alta. Partita più difficile? Sì. No? Sì, secondo me è una partita diciamo più difficile perché adesso il Catania si ritrova in una posizione che fa gola. No? Fa gola ai tifosi, fa gola ai calciatori, fa gola allo staff, quindi secondo me non è più difficile, in qualche modo devi gestirla in maniera diversa rispetto a quella con la Fabio? Che ne difficile anche per il Benevento, perché comunque i numeri, diciamo che Catania e Benevento sono uguali, quindi stiamo parlando stessi gol, anzi addirittura il Catania credo che sia fatto 20 gol, il Benevento ne ha fatti 19, quindi si confrontano il terzo contro il quinto miglior attacco dell'intera Serie C e la terza contro la quarta difesa della Serie C, per cui stiamo parlando di numeri. Partita più difficile, io oso dire che queste sono le partite più belle, le partite che non devi preparare, perché non hai bisogno di preparare una partita contro il Benevento, assolutamente, magari c'è da preparare una partita contro il Siracusa, il Siracusa non me ne voglia, però sicuramente è più una questione mentale, perché comunque la qualità dei giocatori c'è, la devi soltanto preparare a livello mentale, per cui devi scendere in campo con quella mentalità giusta di non sottovalutare l'avversario, quindi sotto questo aspetto penso che non ci sia bisogno di preparare nessuna partita, perché viene domenica al Ciba, lì si presenta la capolista, è una delle migliori, diciamo, formazioni del campionato. Del campionato e non solo del girone. Ritorno da te, Urbano, perché abbiamo parlato della fase di difesa, no? Di non possesso del Benevento. C'è qualche cosa magari che può succedere anche nella zona centrale di cui il Catania può approfittare? Sì, avanti all'area per intendere. Sì, principalmente perché lasciano spazi in zona centrale, soprattutto nella seconda metà della gara, quindi dal 50° in poi, perché ovviamente la mole di lavoro e la mole di spazio da coprire per Maita e Prisco o per i sostituti di questi due interni di centrocampo è veramente grande e quindi alle volte non riescono a coprire benissimo gli spazi. Partiamo col video, vediamo anche qui una condizione di 1 contro 1 che potrebbe esaltare Cicerelli, lo diceva prima il telespettatore, potrebbe essere una situazione che può sicuramente avvantaggiare quelle che sono le sue caratteristiche. Poi vediamo questa zona centrale non completamente coperta dai centrocampisti, dagli interni di centrocampo degli uomini di Auteri, e poi lasciano ovviamente uno spazio laterale e qui si crea pericolosità, però quella zona lì non viene coperta nella maniera migliore. Anche qui vediamo qua ovviamente nel finale di gara, però vediamo come lasciano tanto questo spazio centrale, portando i tre difensori centrali a correre all'indietro, a coprire lo spazio centrale, lasciando poi quelli che sono delle soluzioni di mezza ampiezza o di totale ampiezza. Rispondendo poi sempre al discorso, secondo me Cicerelli sull'1 contro 1 che abbiamo analizzato prima e sull'1 contro 1 che abbiamo analizzato adesso potrebbe in qualche modo mettere in grossa difficoltà Scognamillo, che è un difensore che da 4 anni che è al Catanzaro, quindi ha fatto 4 anni di Serie B, però secondo me è un difensore che non ha in quelle che sono le caratteristiche di agilità, di velocità nel breve, esatto, di rapidità nel breve, può andare in difficoltà, e Cicerelli potrebbe secondo me in questa partita fare ancora di più quel passo in avanti per dimostrare di essere un vero numero 10. Catania invece
qualche volta con la Salernitana abbiamo visto la difficoltà a coprire un po' quella terra di mezzo, no? Quello spazio che c'è fra il centrocampo e l'attacco. Sì, il classico spazio chiamato l'half space o l'interspazio tra i due reparti. Qui vediamo, in realtà l'ha fatto solo nel primo tempo, questa diciamo, lentezza nel muovere le linee di centrocampo. Qua vediamo Quaini che si trova con due riferimenti, non riesce a chiudere lo spazio centrale, lascia libero il loro trequartista che aggirava sempre in quello spazio intermezzo. Poi è bravo qua, ovviamente, anche per le qualità, è brava la Salernitana a combinare e a trovare il tiro. Però diciamo che questo succede al 30°, ma poi non viene, non si presenta più durante gli altri 60 minuti di gara. 60 minuti di gara, è vero. Chiedo alla regia se noi abbiamo già Marco Petrolito in collegamento da Siracusa, allora ne approfitto, mi dicono di sì, prontamente alla regia, e dunque vado subito da Marco. Ciao Marco, Sì, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a voi. Per indagare con te ancora, la domanda è sempre la stessa, no? Si è vista anche nell'ultima partita. Bella prestazione, nessun risultato. Sembra un po' la striscia che accompagna il Siracusa in questo inizio di nuova avventura fra i professionisti. Sì, anche la risposta Marco non differisce molto dal recente passato, perché la squadra rimane in silenzio stampa, così come l'allenatore e i dirigenti, dunque non filtra nulla dal campo se non qualche notizia legata degli infortuni o delle indisponibilità dell'ultima ora che magari andremo a dire dopo. C'è da dire soltanto che Siracusa sembra pronto a tutto e che domani farà il possibile per provare a fermare il Casarano. Ricordiamo che la partita si giocherà alle 17:30 di sabato pomeriggio. Siracusa che vive un'astinenza dal gol da oltre 400 minuti e che per smuovere una classifica ormai disperata deve assolutamente ripartire. Per farlo serve, come dicevate, assolutamente vincere, e la squadra di Turati anche in questa occasione giocherà col consueto 4-2-3-1 con Molina a caccia del primo gol in azzurro, con qualche modifica rispetto alla gara di domenica scorsa persa immeritatamente, come ricordavi tu, a Caserta. Se vuoi possiamo andare anche con sì, andiamo con la formazione. Sì, la principale novità riguarda la difesa. Accennavamo appunto di qualche variazione rispetto a domenica scorsa, e Puzzone che sarà indisponibile per aver subito un colpo in allenamento, per cui per lui si tenne la frattura alla mandibola. Nel caso in cui fosse confermato, il giocatore dovrà essere operato, quindi starà fermo al box per diverse settimane. Dunque avremo uno schieramento diverso con Catena sulla fascia di destra della difesa, Cancellieri che dovrebbe essere confermato sulle sinistre, Bonacchi e Pacciardi saranno i due centrali di difesa, naturalmente il portiere è sempre Farroni. Torna Gudelevicius sin dall'inizio insieme a Candiano a centrocampo, mentre abbiamo un ballottaggio tra Guadagni e Perigini sulla destra, con Valente che giocherà a sinistra, Limonelli da sottopunta e Molina come unica punta. Quindi schieramento con il 4-2-3-1 confermato. Si spera, anche i tifosi lo fanno, in una inversione di tendenza, anche se non è da escludere una contestazione pacifica da parte del pubblico, che potrebbe addirittura, alcune frange della tifoseria organizzata, restare fuori all'inizio della partita. Grazie Marco, buon pomeriggio anche a te, sempre preciso e puntuale anche con gli ultimi aggiornamenti come quello su Puzzone. Ci risentiamo alla prossima e andiamo invece adesso a vedere qualche statistica di Catania e Benevento per tornare alla partita del Massimino. Questo è quello che vi facciamo vedere, soprattutto la difesa. Innanzitutto troviamo una squadra che come valore di mercato è superiore al Catania, non è facile trovarne, questo è un dato comunque significativo. E poi guardate, ne parlavano sia Fabio che Ermanno poco fa, la situazione legata ai punti conquistati in casa del Catania con i gol fatti, 14, subiti 0, mentre in trasferta il Benevento, Fabio, è una squadra che fa un po' più fatica rispetto a quello che abbiamo visto in casa, no? Sono 7 gol fatti contro 5 subiti. È vero che i numeri non dicono tutto, però è indubbiamente il Benevento al Vigorito fa un altro tipo di prestazione fino ad ora, chiaramente. Sì, vediamo che sulle 7 vittorie del Benevento 5 sono in casa, 2 soltanto sono esterne, poi c'ha 2 sconfitte esterne, tra cui una anche col Casarano e l'altra con il Latina se non erro, ecco. Sì,
fa un po' più di fatica a giocare diciamo, sui campi altrui, però è sempre una formazione che bisogna tenere d'occhio sicuramente. Su questo non ci sono dubbi, lo dice la classifica. Noi cerchiamo di trovare qualche dato che appunto sia anche stuzzicante, ma questo non vuol dire certamente che il Benevento... Credo che abbia fatto anche un solo pareggio esterno, mi pare. Esattamente. Questo è lo score del Benevento che vedremo fra poco nelle 5 partite che hanno preceduto questa. Intanto andiamo a parlare dell'allenatore del Benevento che abbiamo citato più volte, che è Gaetano Auteri. Abbiamo parlato di un crocevia particolare con Catania perché lui è ritornato sulla panchina del Benevento un anno e mezzo fa dopo la vittoria del Catania di Lucarelli 4-0 proprio al Vigorito. Poi con il Catania ha perso le prime 2 partite, qualcuna anche molto importante per la classifica finale del Benevento stesso, ha vinto quella di gennaio di quest'anno. L'anno scorso poi è stato per un momento sostituito, per un mese circa, e poi è ritornato sulla panchina di quella che è stata ed è forse la sua squadra in assoluto, con cui ha anche conquistato la promozione in Serie B. Il giocatore invece che è il più rappresentativo del Benevento è sicuramente Salvemini. Cerignola è un giocatore che va in doppia cifra ormai da 3 anni consecutivamente, 14 gol in 37 presenze, sarebbero 16 i gol, ma c'è chi non considera quelle delle avversarie che poi sono ritirate, sono state escluse dal campionato, un po' come avviene con Inglese, ma le ha fatte, per intenderci. Ma li ha fatti, ma i gol li ha fatti, è vero. Contratto fino al 2028 e come leggete anche dalla grafica 8 gol e un assist per quello che al momento è il capocannoniere del campionato di Serie C, Girone C. E di questo capocannoniere ci parla Ermanno nella prossima clip perché l'abbiamo studiato al meglio. Sì, è un attaccante secondo me diverso rispetto a Inglese perché diciamo, la volta scorsa abbiamo visto un po' dell'attaccante che comunque era arrivato anche in terra etnea. Sicuramente lui è un attaccante che fa delle sue doti non tanto la tecnica quanto più quella che è la costanza fisica. È un attaccante che si muove tanto, sa giocare tanto, spalla alla porta, che fa tantissimo lavoro sporco, ma è un attaccante che negli ultimi 3 anni, come hai detto tu, ha superato sempre la doppia cifra ed è un attaccante che adesso, soprattutto arrivato ai 28 anni, che ha una grande maturità, si sa muovere benissimo dentro l'area. Qua vediamo uno smarcamento perfetto, proprio uno smarcamento per ricevere palla sull'uomo, riceve questo cross, va a incornare, non la gira in maniera perfetta, ma il movimento è da attaccante puro. Qua vediamo la presa di posizione sul difensore del Picerno, ottima l'utilizzo della gamba di appoggio, di supporto del braccio che tiene lontano l'avversario, apre benissimo la lata, come si suol dire, apre l'interno e fa un ottimo gol sul primo palo. Qui vediamo quello che ci diceva prima Fabio, no? Lo sviluppo in catena del Benevento che viene dentro addirittura anche con Saio, 1,93 m, quindi sa andare forte sui palloni aerei. Qua vediamo Ceresoli che mette 300 cross a partita, ricerca però benissimo. I 2 gol sono venuti dai 2 cross di Ceresoli domenica. Sì. Uno lo vedremo pure successivamente, però vedi, sa attaccare bene lo spazio, sa lavorare sia fuori dai 16 metri, quindi dall'area di rigore, spalla alla porta facendo salire la squadra, sia dentro l'area con delle ottime incornate, anche se non è altissimo, è 1,85 m, quindi, però secondo me è un attaccante che Di Gennaro in qualche modo gli piace marcare di solito questi attaccanti qua. Sappiamo di Nepi, sappiamo... Esatto, abbiamo parlato di Nepi che era il vice capocannoniere. Di Ferrari pure, Ferrari, esatto. Vediamo che cosa succederà. Tu che ne pensi? Bella sfida, no Fabio? Assolutamente sì. Il calcio di duelli di adesso. Classico attaccante d'aria Salvemini, per cui uno che non vada sicuramente, non si perde in chiacchiere, ma quando c'ha la palla lì in aria ha ben visibile in mente dove la porta, per cui è un giocatore da tenere d'occhio. Però penso anche che abbiamo i giocatori giusti per sopperire a questo. Gherardi si sta comportando bene, Di Gennaro altrettanto, ma io metterei anche spenderei una parola in più, devo essere Percelli. Devo essere sincero, perché è un giocatore che l'anno scorso è stato quasi tutta la stagione estromesso dalla rosa.
è subentrato nelle ultime gare della stagione E ha dato ha dato il suo contributo. Certo non stava bene fisicamente, ma oggi devo dire che lo sta dando a pieno. È un giocatore attento sicuramente che sta facendo molto bene. Anna, torno da te, altri messaggi. Io spero che Marco Petrolito sia ancora collegato con noi, perché scrive, o che comunque ci stia ascoltando. Incoraggiamo Petrolito. Incoraggiamo Petrolito, il Siracusa domani vince ed il suo balcone sarà in fiore. Giuseppe invece ci scrive: buongiorno, per me per contrastare la mesta meglio Peraccini che Celli, cosa ne pensate? Buon pomeriggio, esagerato, Auteri miglior allenatore d'Europa, non ha mai vinto in Serie C che mi ricordi io, altrimenti Toscano con i 5 campionati vinti sarebbe l'allenatore più forte del mondo. Stiamo esagerando. Formazione, Toscano difficilmente cambia, al massimo unico cambio in mediana Aloi per Quaini. Benissimo, questo qua vediamo se sarà così. Vabbè, di Auteri abbiamo già detto. Meglio Pieraccini ha vinto invece, ecco, è vero, specifichiamo. Tanti campionati di Serie D soprattutto. Esattamente. E anche la B là del Benevento. Per cui, Pieraccini per Celli? Pieraccini per Celli, io devo essere sincero, non toccherei nulla della formazione. Vediamo se ti va. Squadra che vince non si cambia. E con questa per cui sono frasi fatte, però è vero, quindi in questo momento la squadra ha raggiunto, diciamo, una quadra che è quella giusta. Sì, ma non cambierei Celli sinceramente. è molto più, secondo me, marcatore su quei duelli là rispetto a Pieraccini. Pieraccini ha un passo diverso, ok? Però secondo me Celli molto più attento, molto più concentrato anche su palle aeree, perché alle volte, diciamo, Pieraccini si fa prendere un po' dalla foga del momento, mentre Celli adesso poi ha una consapevolezza. Penso che in questo momento non bisogna toccare la squadra, perché lì andresti, diciamo, a rompere quegli equilibri che si sono, diciamo, creati soprattutto in partite in cui Catania ha giocato oggettivamente molto bene, soprattutto appunto il primo tempo di Giuliano e tutta la partita, ma in particolar modo il secondo tempo con la Salernitana. Se mi posso permettere, l'unica modifica è faresti? Forse metterei Aloi a centrocampo, perché come quel giocatore che ti dà quella qualità, ti dà qualità e ti dà quella garanzia comunque. Vedremo anche, perché domani, lo ricordiamo, c'è anche la rifinitura, per cui quello che magari ha provato oggi potrebbe essere poi magari sconfessato nella rifinitura di domani. Ne parleremo fra pochissimo, altra pausa per noi, ritorniamo fra poco ancora per parlare della partita di domenica del Catania. Terza parte della nostra trasmissione, vi invito a restare con noi perché fra poco daremo le probabili del Massimino, ma poi nell'ultima parte parleremo soprattutto di futsal, perché c'è il main round di Champions League che si gioca a Catania con la nostra squadra, la Meta Catania, 2 volte campione d'Italia impegnata, e poi c'è la Champions League di pallanuoto che parte nella giornata di domani, pallanuoto femminile con l'Orizzonte in vasca. Ma noi ritorniamo invece a parlare del campo, del Prato Verde del Massimino, dove si affronteranno Benevento e Catania, andando subito da Ermanno. Ricerca cross, ok, abbiamo visto, no? Perché il Benevento, giocando con centrocampo a 4 fondamentalmente come il Catania, cerca spesso appunto il cross per il quarto posto. Sì, diciamo, avevi detto bene, no? 16 dei 19 li hanno fatti i 3 riferimenti davanti, gli altri 3 li ha fatti Pierozzi. Sì, esatto. E su che situazioni? Sempre situazioni uguali, ovvero il cross di Ceresoli, quarto di sinistra, per il quarto di destra, che sa tagliare molto dentro il campo, che sa tagliare dentro area e che occupa bene quello spazio del secondo palo. Ma non solo, vediamo proprio dal video qua il gol contro il Trapani, dove vediamo proprio Ceresoli che guarda l'area, prepara il cross, sono addirittura sono 3 gli attaccanti che vanno dentro l'area, ma nessuno dei 3 va a colpire il pallone, perché ci pensa Pierozzi sul secondo palo. Vedi qui, parte alle spalle in quello che è il lato cieco dell'ultimo della linea difensiva. Un movimento da attaccante. Fa un movimento, ma poi è bravissimo. L'anno scorso è stato anche molto lesto e bravo a pescare. Qui vediamo invece, a parte la giocata
fantastica di Ceresoli, anche qui, che la prepara addirittura col piede non suo, quindi col destro. Qui Pirozzi può attaccare il secondo palo, si rende conto che il suo avversario lo sta seguendo e gli avrebbe coperto lo spazio, quindi cambia il movimento, invece di andare dietro taglia davanti, quindi in quello che è il lato, diciamo, il lato conosciuto e non il lato cieco dell'avversario, taglia tra i due ed è bravissimo qui ad attaccare questa palla aerea. Ed è un'altra componente. Come può fare il Catania secondo te, Fabio? Perché ce lo farò vedere fra poco Ermanno anche, ma volevo capire secondo te, da te, come il Catania può riuscire a limitare questa caratteristica del Benevento? Sicuramente con molta attenzione, perché comunque abbiamo di fronte dei giocatori che sono abituati a fare questi movimenti. Per un difensore l'inserimento del quarto è, diciamo che è micidiale. In queste categorie soprattutto è molto sottovalutato la palla sul secondo palo, che secondo me è determinante, cosa che il Benevento fa benissimo. Per cui penso che in questo caso si devono un attimino rimboccare le maniche gli esterni del Catania e dare una grossa mano ai difensori. A proposito, dunque mi dà l'assist Fabio, perché come fanno gli esterni del Catania a dare una grossa mano ai difensori? Qualche volta abbiamo visto una linea che da 3 diventa 5. Sì, più di qualche volta, diciamo, soprattutto nelle partite, diciamo così, importanti il Catania, ma per indole toscano in generale, le squadre di Toscano si chiudono tanto negli ultimi 35-30 metri, limitando completamente quelle che sono le imbucate centrali, lasciando alla Salernitana, qualche volta è capitato, lasciando gli spazi laterali, ma dentro area comunque si creano sempre delle situazioni di almeno 1 o 2 giocatori in superiorità. È tantissimo il lavoro di Casasola e tantissimo il lavoro di Donnarumma. Vediamo proprio dalle immagini, vediamo l'impostazione del Catania, l'impostazione difensiva, vediamo sempre i centrocampisti, Conforte che fa tantissimo lavoro sporco in pressione a cercare di limitare quello che è il loro sviluppo, però vedi la linea della catena difensiva si forma una linea 5, non si vede benissimo, ma è completa. Casasola anche lì, cioè non è in una palla aperta, non decide di uscire, anche se non ha l'avversario alle spalle, ma decide di temporeggiare. Perché? Perché il Catania vuole limitare quelle che sono le imbucate centrali, quindi lo spazio dentro, e vuole portare l'avversario a calciare da fuori, perché sa di avere un buon portiere, sa di avere un portiere con grossa consapevolezza e quindi non ha paura del tiro da fuori. Ovviamente a una squadra forte come la Salernitana, come il Benevento, qualcosa devi limitare. Secondo me questa settimana andrà molto di più anche a bloccare quelli che possono essere degli sviluppi in catena, ma semplicemente non tanto per ripartire da lì, ma per bloccare quelli che possono essere dei cross, quindi bloccare dal nascere quella che è la giocata che abbiamo visto prima. Quello che è il pericolo di cui Fabio ci parla. Secondo me bisognerebbe giocare la partita, si giocherà sicuramente la partita molto a centrocampo, perché è da lì che provengono tutte le palle filtranti per gli esterni che poi vanno al cross. Sono dei giocatori comunque bravi, anche tecnicamente sono molto, molto bravi, per cui a parte che a Auteri piace giocare col piede invertito, per cui mette gli esterni alla quale piace molto rientrare e mettere questa palla che è molto difficile per il difensore poi dopo andarla lì a colpire, per cui ci vuole molta attenzione. Ecco perché dicevo prima, un giocatore come Aloy a centrocampo potrebbe limitare parecchio, anche a non faccio l'allenatore, no, non mi permetto assolutamente, perché però Aloy è uno di quei giocatori che potrebbe limitare queste, diciamo, incursioni quel centrocampista che dici tu è Maita, perché è lui che gestisce il gioco, il Benevento passa sempre dai suoi piedi, un giocatore che fino all'anno scorso faceva la Serie B col Bari. Guarda, mi dai l'assist, perché noi non passiamo dai piedi, ma dalla mente sì, di Franco Cammarasana, quando vogliamo sapere qualcosa del Trapani, e ti ho interrotto. Ermanno. Franco, vengo da te. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Allora, situazione in casa Trapani. Del Siracusa abbiamo detto una squadra che gioca bene ma che non fa risultati. Del Trapani possiamo dire che è una squadra che è ballerina, nel senso che fa un pareggio, poi una vittoria, una sconfitta. Diciamo che non c'è mai una linea dritta per quanto riguarda il Trapani, no? Assolutamente sì, nelle ultime queste partite ad esempio una sola vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. E adesso giocherà una partita molto delicata, sotto più aspetti, domenica, tra l'altro con l'inizio alle 12:30 che era consentita in diretta TV, e con l'Audace Cerignola, squadra che non vince, anzi che perde da 3 turni consecutivi,
una partita a rischio per entrambi gli allenatori, perché anche Maioli è a rischio. Lo stesso sembra anche a Ronica. Tra l'altro addirittura sono fatti nomi in questi giorni dei possibili tecnici candidati a sostituirlo, quelli di Attilio Tessere, di Roberto Boscaglia e di Alfredo Aglietti, ma anche di Pasquale Marino. Ma ripeto, sono voci di corridoio al solito che vengono fuori quando un allenatore si dice sia a rischio panchina, insomma. Per quanto riguarda la partita di domenica, tra l'altro il Trapani mercoledì sarà di nuovo in campo perché affronterà nel secondo turno di Coppa Italia in trasferta il Sorrento in una gara singola. Tornando alla partita di domenica, non ci sarà ovviamente il capitano Benedetti appiedato per 4 turni dal giudice sportivo, non ci sarà anche Nicoli, ma saranno tutti disponibili. Quindi, Andiamo sulla probabile, Franco. Infatti, confermato il 3-4-2-1 con Galeotti ai pali, Salines, Negro e Stramaccioni la linea di difesa, poi a centrocampo Irwan, Celeghin, Di Noia e Ciotti che dovrebbe prendere il posto di Benedetti, poi tornerebbe sin dall'inizio Canotto e Schnaller alle spalle di Grandotto che, essendo tornato pienamente disponibile Vasquez, potrebbe anche alternarsi con Vasquez. Questa, ripeto, una delle probabili formazioni del Trapani per domenica prossima. Per domenica con la partita appunto con il Cerignola, il lunch match. Grazie Franco, buon pomeriggio di nuovo al nostro Franco Cammarasana. Io invece vado dalla nostra Anna perché siamo tutti curiosi di sapere che cosa dice l'intelligenza artificiale, se è messicana si esprimerà nell'idioma spagnolo. Allora, non credo che sia messicana, perché non c'è niente che c'entri con Ermanno, messicano è Ermanno, quindi non c'entra. Però ci suggerisce che questa partita finirà 2-1 con gol di Cicerelli, Rolfini e La Mestra. Precedenti nel 2024 sono 1-0, invece nel 2015 1-3. 1-3, le due partite sono due partite consecutive, 2 vittorie. Ne parlavamo prima quando abbiamo letto la scheda di Auteri, intelligenza artificiale, che pronostica il gol di Rolfini, che è un giocatore che vi ha impressionato nell'ultima partita? Assolutamente sì. A parte il gol non segnato, però per il resto quei 20 minuti... Un giocatore che è stato bravo ad entrare subito in partita, ha fatto bene, ha rischiato anche di fare gol. Devo dire che è un giocatore di qualità, assolutamente. Può dare quella, può far fare quel salto di qualità all'attacco del Catania. Diverso, no? Assolutamente. Un passo diverso rispetto anche agli altri, a Forte, che ha giocato quasi tutte le partite, e a Caturano, che ancora... È un brevilineo, sicuramente non ha i 90 minuti sulle gambe perché comunque è rientrato dopo un infortunio importante, per cui penso che comunque ne vedremo di belle con Rolfini. Ancora messaggi da casa dalla nostra Anna. Antonio64 ci chiede se l'acquisizione di Torre del Grifo potrebbe pregiudicare il mercato invernale del Catania. Invece Ciccio74 Curva Nord, 3 punti con la Salernitana, 3 punti per Torre del Grifo per acquisizione e 3 punti con il Benevento. Completiamo una settimana fantastica. Vamos Catania, abbattiamo le streghe. Buona serata a tutti da parte di Claudio69. Credo che se il Catania riesce a battere anche il Benevento, per un buon 80% andremo in Serie B, forza Catania. Lo speriamo anche noi. E questo è l'ottimismo anche dei nostri telespettatori, ed è giusto che sia così. Se Torre del Grifo inciderà sul mercato di riparazione bisogna capire un po', chiaramente dipende tanto da Pelligra. Va detto anche che in questo momento bisogna capire anche quanto il Catania debba incidere su questo mercato di gennaio. Anche questa è una domanda che ci dovremmo fare. Dico se. Qualora ci fosse bisogno, io penso che in questo momento il Catania abbia una squadra al completo, per cui non c'è bisogno di intervenire Forse Fabio l'unica cosa che più che a centrocampo è nella zona centrale e nella zona laterale, perché con l'out di Raimo potrebbe... Però è meno grave, è comunque grave, ma insomma un paio di mesi. Però l'hai visto, no? L'ha detto anche il telespettatore prima, la presenza di Donnarumma sulla fascia sinistra, a differenza di Celli, che me ne voglia, perché sta facendo un gran campionato, però sicuramente
ovviamente non è un esterno che spinge con la qualità tecnica di Donnarumma, ti fa perdere qualcosa nella manovra offensiva. Quindi se vuoi mantenere alto il livello, così come il Benevento, perché il Benevento fuori c'è gente come Mignani, Della Morte e Tumminello che giocherebbero penso in qualsiasi squadra di Serie C, e quel livello alto lo devi mantenere anche con chi sta fuori. Probabili formazioni del Massimino, partiamo dal Catania. La formazione è quella che abbiamo visto nelle ultime 2 partite, è possibile che sia questa, è probabile che sia questa la formazione del Catania che verrà riproposta, come detto ovviamente quando ne parliamo il venerdì scusate, sappiamo che poi c'è il sabato di rifinitura, però al momento sembra questa l'idea, mantenere appunto la squadra che ha fatto molto bene nelle ultime partite. Andiamo invece a quella del Benevento che abbiamo già visto. Vi dico anche che Catunano si è nuovamente allenato in gruppo dalla giornata di ieri, sarà a disposizione per la partita, chiaramente bisognerà capire con quanti minuti e se verrà impiegato da Toscano, ovviamente questo lo deciderà il tecnico. Andiamo a vedere la probabile del Benevento, l'abbiamo vista già prima con il nostro collega, anche in questo caso squadra che vince non si cambia, dovrebbe essere così, soprattutto i 3 davanti di cui abbiamo parlato diffusamente per tutta la nostra trasmissione, la messa Salvemini e Manconi e Pierozzi dalla parte lì a destra con i cross di Ceresoli. Sono tutti pericoli che il Catania dovrà stare attento ad affrontare in questa partita. Gli arbitri, per concludere il tema legato al calcio, l'arbitro che è di Loreto di Terni, i 2 assistenti sono di Padova e di Pescara, Boato e Chiavaroli, e poi il quarto ufficiale è l'operatore FVS. Devo dire che soprattutto in casa Catania si è visto un po' di meno il football video support nelle ultime partite, vedremo che cosa succederà con il Benevento. Noi invece ci auguriamo di rivedere presto qui con noi a Preview il nostro Fabio Timoniere. Ciao Fabio, grazie. Grazie a te Marco per l'invito e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Certamente rivedremo fra 2 settimane, perché la prossima non andiamo in onda perché c'è Casertana Catania lo stesso giorno. Fra 2 settimane ritroveremo ovviamente anche Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, ci rivediamo tra 2 settimane. E allora invece Anna noi la salutiamo dopo, io mi fermo qui per il momento, ma ci ritroviamo fra pochissimo perché parliamo di Champions League, perché ci sono squadre catanesi che partecipano a queste importanti manifestazioni europee. Ne parleremo fra pochissimo. Ben ritrovati, ve l'avevamo promesso che avremmo parlato di Champions League, sì, perché insomma, chi è attento agli altri sport e non solo al calcio sa che a Catania ci si può divertire andando a vedere formazioni che giocano a livello di elite in alcuni sport. Una di queste è la Meta Catania, che fra poco si prepara alla Champions League e oggi ha un'altra partita di campionato con il presidente. Parliamo con il presidente Enrico Musumeci. Ben ritrovato. Grazie. Ben ritrovato, ormai quasi abitué della nostra trasmissione. È un piacere avere con noi anche il bomber, ti posso chiamare così, Giovanni Pulvirenti. Ciao Giovanni. Buonasera, grazie. E allora, è una settimana di grande importanza, no? Vogliamo partire da che cosa? Dall'appuntamento quello con l'Avellino? Sì, stasera giochiamo in casa contro l'Avellino. Fortunatamente, ringrazio l'Avellino, ci hanno concesso di giocare in casa anziché fuori casa questa partita, in maniera tale di evitare di stare 3 giorni fuori e quindi poter preparare al meglio quello che è uno dei nostri obiettivi quest'anno, è quello di superare il main round di Champions League che inizierà qua a Catania il mercoledì. Mercoledì, fra poco andremo a vedere anche tutti gli impegni, ma io voglio tornare sulla partita con Avellino, Giovanni, perché è una partita chiaramente importante per un campionato che fino ad ora ha detto che cosa per voi, che siete 2 volte campioni d'Italia. Avete perso l'imbattibilità, prima o poi doveva succedere al Palacatania dopo 22 mesi mi sembra, mi ricorda anche e ringrazio il vostro ufficio stampa Attilio Scuderi. Sì, dopo quasi 2 anni abbiamo ricevuto questa, diciamo, brutta notizia, però un grande spunto per ripartire in vista appunto di questi impegni importanti. Oggi è una sfida difficilissima contro l'Avellino, il nostro avversario agli ottavi di finale scudetto dell'anno scorso, che abbiamo battuto solo ai supplementari, quindi servirà la miglior Meta Catania per conservare il bottino pieno. Voglio andare a sentire invece Carmelo Musumeci che tornerà proprio nella partita con l'Avellino. Abbiamo
l'intervista, la dichiarazione e poi incominciamo a parlare invece di Champions League. Sentiamo Carmelo Musumeci. Incontriamo una squadra ben costruita, l'anno scorso ci hanno messo parecchio in difficoltà, sia in campionato che nei playoff. Quest'anno ancora di più si sono rafforzati e quindi credo che sia una delle protagoniste, no, per arrivare fino in fondo a questo campionato. Noi dopo la sconfitta di Roma ci siamo rimessi subito al lavoro perché vogliamo ritornare alla vittoria, farlo qui a casa davanti alla nostra gente ci ridarebbe quell'entusiasmo per affrontare poi anche le gare di Champions, togliendo la testa dal campionato e per tuffarci nella Champions. Finalmente si ritorna in campo, ringrazio tutto lo staff medico che ha lavorato con me giorno e notte e adesso se il mister me lo concede ritorno in campo. Sì, non vedevo l'ora, voglio dare una mano alla squadra, voglio risentire quelle emozioni del campo, del pubblico che mi sono mancato tante. Allora, intanto io lo dico sempre, tutte le volte, vedere una squadra di Catania con lo scudetto sul petto è una soddisfazione enorme, immagino per chi l'ha prodotto tutto questo risultato. Presidente, a proposito, poi andremo a parlare ovviamente di Champions League e di quello che vi apprestate a fare la prossima settimana, invece, ma riuscire a costruire mattone dopo mattone, ne abbiamo parlato altre volte, ma è sempre un livello che a poco si alza. Com'è? Cioè, riuscire a fare una cosa di questo tipo, a costruire 2 scudetti consecutivi, a costruire un livello sempre più alto, quanto è difficile, quanto è complicato in una città come Catania e quanto è difficile conservarlo? È molto difficile, ci vuole tanta forza, tanta voglia, ma soprattutto tanto entusiasmo. Infatti molti mi dicono che sono pazzo a fare questa cosa, però quando una persona, nel mio caso, è appassionata di questo sport, ama questo sport e nel percorso riesce a creare qualcosa di importante man mano che cresce e si ritrova un blocco di giocatori, una squadra fatta da professionisti seri, giocatori forti che ti spingono a fare sempre meglio, e allora lì la sfida diventa sempre più importante. Cioè, se poi si sono trovati come dire, gli anelli da mettere nel giusto posto, non è un caso evidentemente, quindi bisogna continuare a fare questo. Sto continuando e abbiamo lavorato tutti per alzare l'asticella, l'abbiamo fatto con un mercato intelligente, quindi qualche ritocco ma che possa dare più importanza e più esperienza alla squadra. L'abbiamo fatto sotto l'aspetto, come dire, degli sponsor, della crescita imprenditoriale e già abbiamo avuto grandi soddisfazioni da parte del nostro pubblico. Io continuo a dire sempre al pubblico: stateci vicino perché abbiamo bisogno di voi, sia stasera ma anche in Coppa, insomma. Per noi aver giocato le finali scudetto in casa è stato sicuramente una... Stasera orario lo ricordiamo? Alle 20:30. Alle 20:30. Le chiedo questo, Presidente, perché andiamo a vedere invece la grafica con gli orari delle partite del main round di Champions, perché le guardiamo insieme con le partite sempre alle 20:30, sì. Però stiamo parlando di mercoledì, giovedì e sabato. Sì. Le squadre sono campioni dei rispettivi campionati, la prima è il Weindorf, giusto? Impronunciabile. Va bene, okay, I campioni però, di Germania. I campioni di Germania. La seconda invece di Grecia, la EK, che conosciamo anche. Questa è più famosa perché Esatto, ha il sotto calcio a l'aspetto 11. calcio. E l'AK è la squadra campione finlandese. Giusto per dare l'idea appunto di quella che è la prospettiva di quello che succederà la prossima settimana. Ora vado sulle emozioni, Giovanni. Intanto le emozioni, ne parlava prima il Presidente, il pubblico. Quanto è importante il pubblico e quanto lo sentite? Perché ne abbiamo parlato per il calcio, no? Giocare a Catania è sempre difficile per tutti. Avvertite di avere un altro uomo in campo con voi? Assolutamente sì, penso che in questi ultimi 2 anni, grazie anche ai risultati, siamo riusciti a improntare anche una cultura del calcio 5 a livello catanese, provinciale e anche regionale.
e giocare in quell'atmosfera è sempre un'emozione indescrivibile. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di disputare la gara decisiva contro il Napoli e poter alzare il trofeo dello scudetto e anche della Supercoppa davanti a tutti, e quindi penso che sia nuova benzina e che possa darci sempre più seguito. Noi cerchiamo sempre di sudare la maglia il più possibile con le prestazioni per poter ringraziare questo pubblico e questo seguito. E questo seguito bellissimo che avete. Presidente, che cosa si aspetta? L'abbiamo detto sotto l'aspetto del pubblico, no? Sì. So che lei ha un'idea chiara del valore della sua squadra, Sì. È una squadra che l'anno scorso, proprio il main round, perché l'anno scorso avete giocato anche il preliminary round, Sì. giusto, della Champions League, avete giocato il main round anche l'anno scorso passando il turno per arrivare poi nelle top 16, che non è certo un risultato non importante. Cosa volete fare? Pensate di fare di più o vi concentrate intanto su quello che deve essere il main round a Catania? Ma ne parlavamo prima di entrare così. Quest'anno il main round sembra un po' più importante, di livello più alto rispetto all'anno scorso, perché ne parlavamo con Giovanni e con Alberto fuori, molte società, molte squadre, anche se non hanno un campionato importante nella loro terra, hanno invece, come dire, un obiettivo importante nell'andare più avanti possibile nella Champions League, e sono anche, come dire, supportate dalla loro federazione. Cioè faticano di meno nel loro campionato e si attrezzano per la Champions League, quindi magari il limite di stranieri che abbiamo in Italia in Champions League non c'è, ci sono parecchie squadre che verranno imbottite di sudamericani, di brasiliani eccetera, che utilizzeranno per la Champions e si andranno avanti in Champions. Quindi la Germania, la squadra campione di Germania è una squadra che ha eliminato la Bielorussia, la squadra bielorussa che per tradizione è importante, quindi questo ci fa pensare. Verrà il presidente della loro federazione. La prima che affrontate, quella di mercoledì. Cioè Italia-Germania subito. Esattamente. Verrà il presidente della loro federazione e questo fa pensare pure, quindi che c'è un grande investimento per questa Champions, eccetera. L'altra squadra che è i campioni di Grecia è l'AEK Atene, e conosciamo tutti la società perché è anche la squadra di calcio. E la terza sono i finlandesi, che sono campioni di Finlandia e che già hanno partecipato alla Champions League per tanti anni, quindi come ranking europeo mondiale sono quelli che hanno il ranking più alto. Quindi quest'anno rispetto all'anno scorso sarà sicuramente più difficile, ma è chiaro che noi abbiamo fatto di tutto per giocarla a Catania. Contiamo nel nostro pubblico e vogliamo a tutti i costi, cercheremo per di passare il vincere. turno? Bisogna arrivare primi, solo uno passa. Questa è una cosa importante da dire, perché di solito quando ci sono i gironi a 4 magari passano le prime due, invece bisogna arrivare primi per passare il turno. Giovanni, giocare una serie di partite, perché di solito si dice ad esempio nel calcio, no? Giocare una serie di partite consecutive è difficile, turnover e tutto il resto, voi è vero che ruotate di più magari in campo durante la partita, ma quanto è difficile giocare praticamente in una settimana 4 partite? Sì, è dispendioso dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. La posta in palio è alta e giocare queste partite ha tutto una sua sfaccettatura differente, no? Perché chiaramente affrontiamo delle squadre che magari hanno stili di gioco differenti rispetto a quelli che si trovano nel campionato italiano. Infatti, nonostante un lavoro di scouting per andare a vedere i punti di forza e i punti deboli delle varie squadre, le gerarchie saranno stabilite durante la settimana. Noi però abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli dei nostri mezzi, la rosa quest'anno è forte come l'è stata negli altri anni e secondo me con i nostri punti di forza, che sono sempre l'umiltà, il non mollare mai, possiamo dire la nostra anche in questa fase. Quanto l'allenatore, intendo Quanra, ha cambiato la tua carriera, lo possiamo anche dire, perché ti ha impostato in un altro modo, in un altro ruolo da pivot e hai incominciato a segnare tantissimo. Sì, sicuramente diciamo che se in futuro dovessi trovare mai un allenatore più importante di lui vuol dire che sarei proprio a un livello altissimo. No, però lui è stato bravo con me ma con tutta la squadra, ci ha dato questa sua mentalità vincente e oltre a un grande allenatore è una grande persona e noi siamo tutti, diciamo che seguiamo tutti quello che ci dice lui tira una linea, tira la sua decisione, quindi andiamo avanti tutti verso la stessa direzione perché ci fidiamo, abbiamo consapevolezza di quello che è il nostro modo di essere, quindi siamo contenti così.
Presidente, quello che emerge negli anni, seguendo anche quello che avete realizzato e quello che avete fatto, è il gruppo, no? Se ne parla spesso, si dice quando si riesce a trovare il gruppo, l'amalgama, il famoso amalgama perfetto, poi si trova anche la soluzione per fare fronte anche alle difficoltà. È un po' questo quello che sentite di essere, un gruppo forte? Sì, noi abbiamo lavorato tanto, siamo andati avanti grazie alla nostra organizzazione, devo dire anche grazie al Comune, all'assessore Parisi che ci è stato sempre vicino, nel senso che abbiamo avuto la disponibilità del palazzetto, un interlocutore con cui parlare e abbiamo lavorato tanto sia sotto l'aspetto dello sviluppo commerciale, come dicevo prima, che sotto l'aspetto tecnico. Prima di arrivare a un equilibrio fra tutte queste cose non sempre basta lavorare, ci vuole anche un po' di fortuna nel trovare il giusto mix. E devo dire che da quando è arrivato Guarra quella cosa, cioè tutto quello che riguarda lo staff e il gruppo giocatori, comunque vadano le cose, devo dire ha raggiunto il top. È un gruppo che va avanti da solo, fra di loro si parlano. Guarda, è uno che parla poco, molto poco, sì, però fa parlare i fatti. I ragazzi parlano ancora meno e hanno fatto parlare i fatti, quindi per noi trovarci davanti a questa situazione... Non è perché è qua, però anche... No, ma io non amo parlare, è vero, per carattere, però lavoro tanto anch'io tutto il giorno e quindi tutto questo fa sì che ti spinge a creare, a continuare a cercare di alzare l'asticella per portare qualcosa che vorrei tanto che... mi auguro, finora l'hanno sempre capito, hanno risposto positivamente, è veramente qualcosa di importante. Cioè oggi avere qui la prossima settimana al Pala Catania i campioni di Germania, i campioni di Grecia che si chiamano AEK Atena e i campioni di Finlandia, gli interessi già hanno comprato tutti la partita, quindi hanno comprato i diritti per vedere le partite nei loro paesi. Si parlerà di Catania l'anno scorso in Danimarca, in Spagna, in Lussemburgo, quest'anno si parlerà di Catania anche in Finlandia e in Germania, oltre che in Grecia. Vorrei trasmettere a tutta la città e a tutti i tifosi che questa è una cosa importante sia per noi che per la nostra città, quindi è importante fare bella figura non solo in campo ma anche fuori, quindi con i nostri tifosi, con i nostri canti, i nostri cori e poi loro è previsto anche un percorso nella nostra città, lo dicevo prima, noi amiamo Catania, il nostro centro storico è stupendo, quindi sarà importante che ognuno di noi faccia la sua parte. Ecco. Ed è veramente importante quello che ha detto lei, questa vetrina che si dà anche alla nostra città attraverso un bellissimo sport come il futsal e attraverso i risultati che avete avuto fino ad oggi. Come li ha avuti, ed è nella storia della pallanuoto, l'Orizzonte Catania che esordisce invece domani in Champions League, presidente alle 17 alla piscina di Nesina contro il Sabadell. Fra parentesi, nel girone di Champions League delle ragazze ci sono 3 squadre tutte spagnole di Barcellona, Sabadell, Mataro e Terrassa, ma la prima è il Sabadell e noi abbiamo le parole di Bronti Halligan che è il capitano della squadra dell'Orizzonte per la Champions League. Sentiamo. Siamo pronte per il nostro partita questo sabato contro Sabadell. È stata una settimana forte, intensa con la squadra, ma una settimana bella. Sabadell è una squadra forte, loro hanno le giocatrici belle, però noi siamo veramente contenti per giocare il primo partita in casa, il primo partita di Champions. Questo anno tutte le squadre di Champions sono forti, ma il nostro obiettivo è arrivare in Final Four, quindi spero tutto va bene questo sabato. Giochiamo tutti insieme con Martina, Tania, Renato, tutte le squadre in acqua, giochiamo forte e poi vediamo dove arriviamo. Spero tutti i nostri tifosi arrivino in piscina e tutti di Catania dietro di noi. Anche in questo caso appunto l'appello ai tifosi, lo ricordiamo, domani alle 17 a Nesima, alla piscina di Nesima per la Coppa dei Campioni femminile, anche qui alto spettacolo nella città di Catania, non crediate che è facile riuscire a vedere spettacoli di questo tipo. Devo dire che l'Orizzonte per noi è un esempio, è una squadra che ha nel DNA la vittoria, quindi vi auguro le migliori cose all'Orizzonte e la mia amica Tania Di Mario perché veramente
hanno fatto bene, continuano a fare bene e continuano sempre a mantenere questa asticella alta e sono un esempio da seguire per tutti. Un esempio da seguire, come una squadra da seguire è la Meta Catania. Noi vi facciamo rivedere ancora il calendario. Col presidente dicevamo che il Catania gioca curiosamente venerdì. Fortunatamente. Per cui gli amanti del rosso-azzurro sanno che saranno impegnati per 4 sere consecutive, fondamentalmente, presidente. Per cui a partire da mercoledì con l'impronunciabile Weilendorf e poi l'EK giovedì e l'H il sabato, per riuscire appunto, per provare a fare il meglio possibile. Che cosa sogna? Qual è la sua idea? Che cosa pensa che dirà nel momento in cui arriverà al Palacatania per dire sono contento, al di là del risultato finale? Ma dirò che sono contento a prescindere dal risultato finale, proprio questo, dico, perché riuscire ad arrivare a questo punto per 2 anni di seguito credo che non è cosa facile, è una cosa molto difficile che è costato tanti sacrifici, e questa già per me è una grande soddisfazione, cioè far parte delle migliori squadre europee, l'anno scorso tra le prime 16, quest'anno intanto fra le prime 24, speriamo di andare avanti e sarà questo quello che dico, cioè godiamoci questo momento tutti insieme, stiamo vicini, stiamo uniti, ma noi questo lo facciamo sempre, gruppo, dirigenza, staff e squadra, per viverci questo momento e godercelo, ma soprattutto, come dire, farlo godere alla gente. Farlo godere agli altri. Giovanni ha già lo sguardo concentrato. Sì, ma lui è un pensando... guerriero importante. Lui sarà contento, secondo me, se... dillo tu. In caso poi magari ci ritroviamo di nuovo qui e presentiamo gli ottavi di finale. Va bene, ecco, questa la chiudiamo giustamente con il sorriso. Stiamo parlando di sport, è una bellezza parlare di sport veramente a questo livello. Io vi ringrazio. Anzi, alzi il livello di scaramanzia pure. No, ovvio, questo non sia mai ovviamente. Presidente, grazie. Grazie a voi sempre. Vi riaspettiamo ovviamente Con alle piacere. prossime circostanze. Grazie a Giovanni Pulvirenti e Enrico Musumeci. Giovanni. Grazie a voi. E io adesso, prima di chiudere definitivamente la trasmissione, do la linea alla nostra Anna per i saluti. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie a te, grazie a voi per averci seguito. Noi settimana prossima non ci vediamo perché il Catania giocherà, quindi ci vedremo il 7 novembre qui sempre su Telecolor alle 14:30. E io invece vi ricordo che la puntata la potete rivedere fra poco su siciliaweb.it e vi ricordo l'appuntamento invece alle ore 14 con diretta stadio per seguire insieme a noi la partita del Catania con il Benevento. Noi, come detto, ritorneremo il 7 di novembre. Una buona serata, un buon pomeriggio a tutti voi.